Pure. Certo, ragazzi, grazie. prego. Che meraviglia. Ci riportate indietro veramente nel tempo. Voi siete? Siamo il gruppo Ante Canta e Balli di Rovigo e ci occupiamo di musica e danza popolare e appunto torniamo indietro nel tempo fino a poco prima della seconda guerra mondiale e riproponiamo le musiche, soprattutto i balli che i contadini qui in Polesine facevano nei momenti di riposo dopo il lavoro. Non lo so se il pubblico forse ci avrà fatto caso. Ci sono dei passaggi che ci ricordano stranamente, non so, tipo 7 spose per 7 fratelli. Sia chiaro che hanno copiato loro a voi. Certo, noi c'eravamo... c'eravate prima. Ci regalate ancora un pizzico di Polesine autentico? Sì, una danza che era ballata in tutto il Veneto, anche nella zona di tradizione veneta dell'Istria, che è il Sette Passi. Prego. Questo nostro viaggio oggi ci ha fatto rivivere atmosfere meravigliose, un tuffo nelle tradizioni, ma anche nella natura. E vorrei anche ricordarvi che fino a domani 300 oasi del WWF in tutta Italia, dai monti fino al mare, saranno aperte e accoglieranno tutti i visitatori gratuitamente. Quindi vi invito ad approfittare di questa occasione perché c'è tempo appunto fino a domani. Grazie da Osvaldo Bevilacqua per essere stati con noi. Vi aspettiamo sabato prossimo su Rai 2 alla stessa ora. Arrivederci.